Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di venerdì 2 marzo 2018. Apriamo con le notizie dalla Regione perché l'amministrazione regionale, per l'appunto, ha firmato un protocollo d'intesa con il MIUR e il MISE per l'attuazione del progetto Argo, allo scopo di innovare le industrie del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione del progetto complesso Argo per sviluppare in Friuli Venezia Giulia un sistema di innovazione di processi e prodotti in grado di generare incrementi di produttività dell'intero sistema economico attraverso l'interazione tra ricerca ed industria. L'accordo prevede la messa a disposizione di risorse finanziarie per il periodo 2018-2021, pari a 8,8 milioni di euro, di cui 4 della Regione stanziati in legge di stabilità, 4 del MIUR e 800.000 di dotazione propria dell'area Science Park, soggetto attuatore dell'intesa, alla quale sovrintende un comitato strategico di 3 membri, la Regione appunto e i 2 ministeri. Come si legge nell'accordo, il MISE si impegna ad integrare le risorse con fondi complementari che possono essere oggetto di successivi accordi o integrazioni dell'intesa. Argo, strutturato nel modello Hub and Spoke, troverà in Friuli Venezia Giulia la sua prima applicazione con la prospettiva di essere proposto a livello multiregionale, nazionale ed internazionale. 4 sono gli asset sviluppati dal protocollo d'intesa. Il primo è la creazione del porto di Trieste in stretta collaborazione con l'autorità del sistema portuale del mare Adriatico orientale e del porto dell'innovazione industriale, vera e propria zona industriale sperimentale, punto di riferimento di insediamenti in grado di attrarre investimenti ad alta tecnologia, grazie alla logistica portuale, alla ricerca avanzata e ai punti franchi. Il secondo filone è dato dall'attivazione, attraverso la rete degli incubatori, di un polo di attrazione di start-up innovative, con particolare riferimento alle tecnologie che abilitano la trasformazione digitale di Industria 4.0 e la valorizzazione della ricerca legata alle piattaforme tecnologiche dei grandi laboratori di ricerca della Regione. La terza linea del protocollo d'intesa è la piattaforma digitale per le imprese, con lo sviluppo di una piattaforma regionale estensibile a livello nazionale a 4 nodi di specializzazione tematica, in grado di offrire alle piccole e medie imprese l'accesso a strumenti, servizi e infrastrutture per la trasformazione. Il quarto asset dell'accordo risiede nella realizzazione di piattaforme tecnologiche e realizza l'accesso per le imprese a laboratori di ricerca caratterizzati da competenze scientifiche elevate e attrezzature difficilmente replicabili. L'applicazione del modello degli Open Lab per l'incontro di competenze e servizi e la costruzione della piattaforma Innovation Intelligence al fine di mettere a punto una struttura informativa, strumento di business analytics a disposizione delle imprese. Il protocollo d'intesa tra Regione, MIUR e MISE prevede che i 4 asset strategici si traducano in altrettanti progetti complessi, per i quali stipulare accordi attuativi, insediamenti industriali ad alta tecnologia nelle aree del porto di Trieste, generazione di impresa per la creazione di start-up innovative, digitalizzazione delle imprese Impresa 4.0 per abilitare la trasformazione digitale del manifatturiero e l'aggiornamento tecnologico dei settori IT. Infine, piattaforme evolute della conoscenza. In quest'ultimo progetto trovano spazio programmi di ricerca applicata e industriale collegati alla piattaforma dei materiali avanzati, della biologia strutturale e della genomica evoluta, sempre nell'ambito della filosofia dell'interazione tra diverse discipline e comunità scientifiche e tra pubblico e privato. In base alle previsioni del protocollo d'intesa, il comitato strategico del progetto Complesso Argo si riunirà almeno 2 volte all'anno per verificare il pieno raggiungimento degli obiettivi, indicando le integrazioni e le riprogrammazioni necessarie. Un ulteriore protocollo è stato sottoscritto tra la Regione e l'Unione Istriani per la restaurazione del Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano. Un atto che dà continuità e sviluppo a un progetto unico in Italia e contemporaneamente sblocca importanti finanziamenti per circa 1 milione di euro che erano in attesa di poter essere utilizzati per i lavori di restauro, con l'impegno di far entrare il Museo dell'Esodo di Padriciano nel circuito regionale del Friuli Venezia Giulia come il sito di Porzus.
Questo è il concetto espresso in maniera condivisa oggi a Trieste dal presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lakota, e dai massimi vertici dell'amministrazione regionale, in occasione della sottoscrizione del protocollo d'intesa per la conservazione e la valorizzazione del Museo di carattere nazionale Centro Raccolta Profughi di Padriciano. Ripercorrendo l'iter che ha portato alla firma dell'accordo siglato da Regione e Unione degli Istriani, è stato ricordato che a partire dal 2011 l'allora provincia di Trieste aveva concesso in uso per 9 anni all'associazione presieduta da Lakota uno degli edifici del campo, ovvero quello che tra gli anni 50 e 70 era stato scuola, cinema e salone, con l'obiettivo di favorire la continuazione dell'attività museale parallelamente al restauro del bene, grazie al contributo ministeriale stanziato proprio a favore dell'Unione degli Istriani. A seguito della riforma delle autonomie locali messa in atto dalla Regione e la conseguente abolizione della provincia di Trieste, l'immobile ed alcuni altri edifici complementari del comprensorio sono stati trasferiti all'amministrazione regionale e in un secondo momento alla disponibilità dell'ente regionale per il patrimonio culturale. Come è stato sottolineato durante la cerimonia, l'Unione degli Istriani gestisce il bene allestendo un'esposizione permanente a testimonianza storica di tutto ciò che ha significato per gli esuli istriani e dalmati l'esperienza del CRP, attraverso le ricostruzioni offerte da diverso materiale didattico ed espositivo, foto d'epoca, documenti originali, pannelli esplicativi, planimetrie, nonché dalle masserizie provenienti dai magazzini del Porto Vecchio di Trieste. Come ha rimarcato Lakota, fin dai primi incontri l'amministrazione regionale in questa legislatura ha compreso l'importanza del sito di Padriciano, in quanto unica testimonianza storica e culturale di un campo profughi in Italia. Da parte sua, la Regione ha ribadito l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di quanto accadde. Una memoria che non deve essere mai messa da parte, facendo materialmente vedere quello che ha significato la vita quotidiana per gli esuli che sono passati dal centro di Padriciano, un luogo di sofferenza, come è stato definito, da proteggere e conservare. Presidente Lakota, oggi questa importante firma per il protocollo per la gestione del campo di Padriciano e del Museo Nazionale, una soluzione che dà continuità. Sì, assolutamente, quindi è un aspetto molto positivo e quindi siamo molto contenti che con la Regione oggi si firmi questo protocollo per dare continuità e non solo continuità ma anche sviluppo a un progetto che è unico in Italia, in un posto assolutamente straordinario che è un ex campo profughi, il più grande naturalmente, che ha visto migliaia e migliaia di famiglie passare e svernare parecchi inverni in quel sito. Quindi le prospettive che si aprono sono prospettive interessanti, molto importanti e soprattutto questo protocollo sblocca una serie di finanziamenti che erano in attesa di poter appunto essere utilizzati. Una testimonianza importante, ha detto Presidente, che simboleggia anche le sofferenze che sono state patite dagli istriani, in particolare il campo profughi Padriciano. Ci sono anche delle storie, ma ci sono anche le masserizie che ricordano l'esodo. Certamente, il museo di carattere nazionale, chiamato così perché appunto è un unicum nel panorama museale nazionale, conserva all'interno della struttura, appunto in un percorso di visita molto articolato, un assortimento, una campionatura veramente molto rappresentativa di tutte le masserizie che erano conservate in Porto Vecchio. Questo grazie a un accordo con l'IRCI che ha permesso l'istituzione già nel 2004 di una mostra che poi appunto è diventata permanente. E quindi sicuramente nelle prospettive di sviluppo c'è anche una rimodulazione delle esposizioni in questo senso. La Regione informa di aver recepito la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Regione ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni e ratificata dallo Stato italiano, e in base ad essa punta ad avviare percorsi di sensibilizzazione, monitoraggio e ricerca nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale delle politiche di protezione sociale, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità attraverso la relativa consulta. La notizia è stata confermata durante la visita della Presidente della Regione e dell'Assessore alla Salute al Centro Socio-Educativo della Cooperativa Sociale di Trieste Integrazione, che ha in carico giornalmente circa 75 persone con disabilità intellettiva e relazionale di grado medio, grave e gravissimo, e gestisce anche attività di formazione professionale nel territorio triestino e goriziano.
Nel corso della visita, alla quale hanno partecipato anche il presidente della sezione regionale della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, Giampiero Licinio, e il presidente regionale dell'ANFAS, Edi Fuart, il presidente di Trieste Integrazione, Giandario Storace, ha rimarcato la fattiva collaborazione messa in atto con la regione, che ha favorito e supportato anche economicamente lo sviluppo di numerose attività rivolte ai disabili, tra le quali anche la realizzazione della palestra del CSE. La cooperativa, che ha circa 25 dipendenti, propone numerosi progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale e dell'individualità dei disabili, attraverso una collaborazione stretta e fattiva con le realtà territoriali, come le scuole, l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, l'Università di Trieste, il Comune e i civici musei. Proprio grazie all'iniziativa sviluppata da Trieste Integrazione, il Museo di Storia Naturale di Trieste è stato tra i primi in Italia a dotarsi di indicazioni in linguaggio easy to read, ovvero facilmente comprensibili anche dalle persone con disabilità. All'interno del CSE, da qualche anno è stato anche attivato, in collaborazione con l'ASU ITS, un servizio dedicato alle attività psicoeducative per minori con diagnosi afferenti lo spettro autistico. Inoltre, nell'ambito delle azioni volte a favorire l'indipendenza dei disabili, Trieste Integrazione ha attivato anche servizi residenziali con 2 appartamenti che ospitano rispettivamente 3 e 2 persone in un contesto di convivenza di tipo familiare, ai quali si aggiungeranno, grazie al finanziamento della Regione, altri 4 appartamenti inseriti nel progetto della legge sul dopo di noi. Tra le attività del sodalizio è poi prevista l'apertura di un centro per persone anziane con disabilità, in collaborazione con la Pro Senectute di Trieste. Relativamente alla formazione della propria struttura dedicata, Trieste Integrazione organizza corsi riservati ai disabili per circa 4.600 ore annue, per i settori alberghiero, dell'economia e dell'ambiente, dell'agricoltura e della forestazione e dell'informatica. L'Agenzia regionale per l'ambiente ha reso noto che nel 2017 ha effettuato 700 valutazioni dei campi elettromagnetici. Nel 2017 l'ARPA ha effettuato oltre 700 valutazioni del campo elettromagnetico in Friuli Venezia Giulia. Questa attività, svolta dalla struttura deputata alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, è in costante crescita per la continua evoluzione delle tecnologie e il progressivo potenziamento degli impianti per la connessione in mobilità. Dalle 700 valutazioni, informa una nota ARPA, 398 sono verifiche del campo elettromagnetico effettuate con modellizzazione al calcolatore su installazioni di antenne telefoniche, antenne radio TV, linee elettriche o verifiche di progetti illuminotecnici. Sono invece 319 i controlli sperimentali, cioè interventi di misurazione del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico effettuati sul territorio, sia per iniziativa diretta di ARPA, sia su richiesta di comuni o regione. ARPA già dall'anno 2000 ha messo in campo professionalità e competenze dedicate alla protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, sia studiando e controllando le fonti di pressione, antenne radio TV, antenne per la telefonia mobile, altri impianti radioelettrici per la telecomunicazione, linee elettriche per il trasporto e la distribuzione dell'energia, sia monitorando lo stato dei livelli di campo con misurazioni dirette. La struttura svolge anche un'importante attività di formazione, informazione e consulenza agli enti pubblici, nonché di formazione della popolazione ad un uso più consapevole delle nuove tecnologie, tenendo conto dei vantaggi e dei rischi che esse comportano. Ancora una notizia riguardante l'ARPA che comunica che tra il 5 e il 20 marzo dovranno essere riconsegnati i rilevatori del gas radon. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente informa che tra il 5 e il 20 marzo 2018 sono da raccogliere ed inviare al laboratorio di radioprotezione i rilevatori di gas radon, dosimetri, consegnati nel mese di ottobre 2017 nell'ambito del progetto Radon Misure per 1000 famiglie. Sono pertanto da consegnare i dosimetri distribuiti nel corso degli incontri organizzati da ARPA a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova. Il dosimetro deve essere rispedito al laboratorio assieme alla scheda informativa nel più breve tempo possibile, utilizzando la busta antiurto in dotazione già provvista dell'indirizzo. È altresì possibile consegnare a mano il materiale nella sede del laboratorio di radioprotezione a Udine in via Colugna 42, dal lunedì al giovedì oppure il venerdì. I dosimetri consegnati a Palmanova nell'ambito della campagna Palmanova Sicura andranno invece raccolti e consegnati in municipio tra l'11 e il 18 aprile 2018. Per informazioni e chiarimenti, Luca Piccini,
alla mail luca.piccini@arpa.fvg.it. Sono in corso i lavori di riqualificazione di 9.000 metri quadri del Parco Coronini a Gorizia. Questa mattina il sindaco e i tecnici competenti hanno fatto il punto della situazione. Conferenza stampa organizzata questa mattina presso il Palazzo Coronini di Gorizia alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna in qualità di presidente della Fondazione Coronini, dell'architetto Giulio Valentini, direttore dei lavori, e di Luigi Bergen, responsabile della forestale, per presentare gli interventi che per i prossimi 5 anni interesseranno la riqualificazione dei 46.000 metri quadri del parco che circonda la struttura. Il sindaco Ziberna, in apertura, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione che la Regione ha dimostrato in questo progetto, mettendo a disposizione una squadra della forestale regionale ed erogando un contributo di 48.800 euro per la messa in sicurezza ed il ripristino di alcune delle aree del parco colpite dalla tromba d'aria che il 25 giugno 2017 si è abbattuta su Gorizia, provocando ingenti danni. Ziberna ha specificato che Gorizia è tra le città italiane con il maggior rapporto tra verde ed abitanti e che la risistemazione dei parchi cittadini che si sta mettendo a punto negli ultimi tempi è volta a restituire ai goriziani la consapevolezza di vivere in una città che dà importanza alla natura e al suo patrimonio paesaggistico. Il direttore dei lavori, Giulio Valentini, ha specificato che il parco, nato come giardino all'italiana e trasformato poi in giardino paesaggistico, dal 1990, a seguito della disposizione testamentaria del conte Carlo Coronini, è entrato a far parte del patrimonio della Fondazione Palazzo Coronini-Kronberg, diventando un parco fruibile a tutti. Da allora la Fondazione si è sempre occupata della cura del parco, elaborando anche un masterplan redatto dall'architetto Eraldo Antonini che ha tracciato le linee guida della manutenzione ordinaria. A seguito della valutazione dei danni che la tromba d'aria della scorsa estate ha provocato a numerosi alberi, si è resa necessaria una riqualificazione radicale del parco, sia delle piante che del patrimonio artistico che lo impreziosisce. Si è scelto di iniziare l'opera di messa in sicurezza e ripristino di circa 9.000 metri quadri corrispondenti ad un quinto dell'intera area verde, eliminando la vegetazione infestante e quella irrimediabilmente danneggiata. La prima parte destruens è stata già effettuata ed ha messo in luce alcuni elementi architettonici come aiuole e vasche che per molti anni erano rimasti nascosti nella fitta vegetazione. Pian piano si sta provvedendo a ripiantumare e ripristinare il patrimonio floreale, arbustivo ed arboreo, per arrivare puntuali all'appuntamento con le fioriture primaverili e soprattutto con il premio Amidei, che come ogni anno a luglio sarà ospitato proprio nell'area attualmente interessata dai lavori. Il responsabile della forestale, Luigi Bergen, ha specificato che oltre allo scopo prioritario di messa in sicurezza dei giardini, gli interventi mirano anche a bloccare la proliferazione spontanea della palma giapponese, che potrebbe stravolgere l'aspetto mediterraneo del parco. Un'importante evidenza è stata data all'intenzione comune dei soggetti interessati di salvare le piante che non costituiscono pericolo per i visitatori del parco e che si presentano in buono stato di salute. Prima di decidere se rimuovere qualsiasi pianta, infatti, vengono effettuate delle indagini e solo a seguito di un esito negativo si decide per la loro sostituzione. La suddivisione dei lavori in 5 anni consente di intervenire solo su determinate aree per permettere alla Fondazione di mantenere aperto il parco, che resterà quindi a disposizione dei goriziani senza interruzioni. Un'opera importante di riqualificazione, anche perché quando noi pensiamo alla Villa Coronini, generalmente pensiamo alla villa, cioè al manufatto, senza acquisire sufficiente consapevolezza che in realtà quello che è intorno, il parco, non è solamente una cornice, ma ha un suo valore separato, nel vero senso della parola. Parliamo di complessivamente oltre 40.000 metri quadri di superficie, perciò è una porzione importante della città di una Gorizia che non dimentichiamo tra le città comuniche capoluogo in Italia più verdi, cioè con la maggior superficie rapportata per cittadino. Un intervento importante per il quale dobbiamo ringraziare l'amministrazione regionale che ha assicurato
le risorse, non soltanto le risorse finanziarie, ma anche attraverso le sue risorse umane, perciò attraverso la forestale regionale. In questo momento certo sembra che ci sia un cantiere, perciò sembra che ci sia un terreno sventrato, ma così è, come qualunque intervento prevede anche un intervento chirurgico, prevede naturalmente delle asportazioni per far stare meglio il paziente. In questo caso ci sono stati dei interventi chirurgici mirati proprio per salvare il salvabile. La filosofia è quella che la piantumazione, ove possibile, va naturalmente salvata. E c'è un impianto assolutamente culturale, storico, che tiene conto del progetto, cioè di quello che 130 anni fa il Conte aveva piantumato in sostituzione di un giardino settecentesco. Perciò un ringraziamento, un apprezzamento al direttore della fondazione che ha seguito, al direttore dei lavori, architetto, e naturalmente all'impresa, oltre ai dipendenti regionali, anche all'impresa privata che nel volgere di alcuni mesi riporterà, perciò certamente largamente prima del prossimo grande impegno di luglio, in quanto ospiterà questa cornice il festival per la miglior sceneggiatura premio Sergio Amidei, prima di quella data, perciò avremo un parco ripristinato. I lavori dureranno 5 anni, oggi l'intervento occupa grosso modo il 20%, 9.000 metri quadri sui oltre 40.000 metri quadri, e perciò la nostra intenzione è quella di proseguire questi interventi nell'arco dei prossimi 5 anni e poi naturalmente assicurare una manutenzione quotidiana, costante, perché ripeto è un valore aggiunto per la città. Il parco è stato fortemente danneggiato da quegli eventi, ma perché era già in uno stato di sofferenza importante a causa di manutenzioni ordinarie che però non avevano consentito proprio di fare tutto quello che doveva essere fatto, e quindi è arrivato a una sorta di punto di collasso, e effettivamente era molto necessario fare degli interventi mirati, progettati, quindi non casuali, nati da vari studi che sono stati fatti nel corso degli anni dalla Fondazione Coronini, da un attento esame dello stato di fatto che adesso si sta realizzando in un ampio lavoro di eliminazione di tutta una serie di arbusti e altre vegetazione infestante che aveva mandato un po' in crisi quelle che erano le parti invece pregiate del parco, cioè gli alberi centenari e quella serie di arredi architettonici che creano quei punti veramente spettacolari, panoramici, che è possibile ritrovare nel parco. Quindi ci stiamo preoccupando adesso di eliminare questi elementi che appunto, come ho detto, creavano molti rischi, ma al contempo stiamo progettando e realizzeremo nel corso dei prossimi 5 anni, ma in particolare questo primo anno, un ripristino di molti degli elementi che sono venuti mano a mano a perdersi nel parco. Parlo del sottobosco, parlo di alcune anche specie di alto fusto, parlo di aiuole fiorite, insomma tutti questi elementi di abbellimento che poi consentiranno di riportare il parco a un aspetto un po' più vicino a quello che era l'idea originale del conte Alfredo Coronini, che nel 1888 progettò questo parco, e così alla sua bellezza originaria che insomma ci può ancora essere restituita. Sabato 3 marzo sui monti cielo nuvoloso, su pianura e costa in prevalenza coperto. Verso sera si avranno probabili precipitazioni sparse, in genere deboli, con neve oltre i 600 metri. La temperatura massima registrata sarà di 6 gradi e la minima di 2. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est. Domenica 4 marzo sulla zona montana cielo poco nuvoloso, su pianura e costa variabile, con possibili formazioni di foschie o nebbie nelle ore notturne. I venti saranno moderati e proveranno da est-nord-est. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buon weekend e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare. Nell'ambito della 23esima rassegna nazionale teatrale Un castello di risate, sabato 3 marzo alle ore 20:30 al Kulturnidom di Gorizia, in via Brass, la compagnia teatrale Micromega metterà in scena la commedia Ti presento papà. Martedì 6 marzo alle 15:30 la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia presenterà i bandi 2018 presso la sala conferenze della Fondazione in via Carducci 2.
Ed ora le previsioni meteo.